A mezzanotte in punto non nascerà solo il nuovo anno, ma anche il nuovo comune di Valvasone Arzene, primo esempio di fusione politico-amministrativa in provincia di Pordenone. I sindaci uscenti fungeranno da commissari in attesa delle elezioni di primavera, come ci spiega Tino Zava. Ultimo giorno dell'anno assorbito da preparativi, trasferimenti e traslochi. Ad Arzene, tra l'altro, che ospiterà le sedute della nuova assise unificata, sono destinati anagrafe e ufficio tributi. Doveva essere una fusione a tre sfumata, come sappiamo, per il NIET di San Martino al Tagliamento. Nasce quindi Valvasone Arzene, una comunità di oltre 4.000 anime su un territorio di una trentina di chilometri quadrati, all'indomani dei due ultimi consigli separati. Abbiamo approvato in maniera definitiva lo statuto provvisorio del nuovo comune e una sessantina di regolamenti che accompagnano le attività del commissario e del vicecommissario in questa fase per portare poi i cittadini alle elezioni del nuovo sindaco. La data ancora non si conosce, ma sarà comunque tra aprile e giugno. Fusione che sarà celebrata la prima mattina dell'anno con un lancio di palloncini che trascineranno in cielo le cartoline commemorative dell'evento sulle note della filarmonica. È la stessa sensazione che si prova quando si va verso le nozze. C'è l'entusiasmo, la felicità di raggiungere un traguardo importante nella propria vita, in questo caso amministrativa, e allo stesso tempo anche un po' l'incertezza di cosa accadrà domani. Incertezza stemperata peraltro dal voto plebiscitario con cui le rispettive popolazioni hanno detto sì all'unione nel referendum di settembre e soprattutto dai vantaggi in arrivo dallo Stato con l'esenzione per 5 anni dal patto di stabilità e dalla Regione con i quasi 2 milioni di euro per il prossimo lustro e che andranno a ridurre le tasse. Fino alle elezioni Maur Mair sarà commissario del nuovo ente con vice Lucia Raffin.